Buongiorno a tutti, per me è un piacere essere qui con questo parte così importante. Io rappresento la Polizia di Stato e la specialità che si occupa dei reati informatici. Vi porto i saluti del mio dirigente, ma prima di entrare sul vivo della mia relazione, anticipando che darò eco a quello che è già stato detto e che mi ha angosciato, ma temo che quello che vi dirò io vi angoscerà ancora di più, mi viene spontanea una domanda, ne parlavo prima col collega. In mezzo a medici, pediatri, docenti, che c'entra la Polizia di Stato? Che c'entra la Polizia Postale e delle Comunicazioni? Fino a 20 anni fa noi non eravamo nelle scuole. Penso che nessuno di voi ha visto l'Ordine dei Medici convocare la Polizia di Stato per parlare di queste cose. Com'è che una persona che nella vita fa la repressione di reati è qui a parlare di devianze nell'adolescenza? Non vi suona strano? Dovrebbe suonare strano. Che ci fa un organo repressivo qui. Il problema è che ci siamo resi conto che manca l'educazione alla base, manca quella minima condizione per cui un bambino, un adolescente, un genitore è in grado di non incappare in reati. Prima si parlava anche del rischio di incidenti stradali dovuto all'uso del telefono, che vi posso garantire che nell'ultima statistica è al primo posto per incidenti. Fra l'altro tutte le macchine sono tecnologiche, tutte le macchine hanno il viva voce, eppure la maggior parte delle persone continua a mandare vocali mentre guida e ascoltare vocali mentre guida. E questa è l'ultima frontiera dei social. Ed è una follia assurda, perché in 2 secondi di distrazione una macchina che va a 50 km/h arriva dritta su chiunque ha davanti. Ma torniamo a perché la Polizia di Stato è qui in mezzo a voi. Per sperare di fare prevenzione, che insieme alla repressione è il nostro compito principale. E la prevenzione è fermare quello che sta succedendo parlando ai genitori. Io sono contento di avere pediatri di libera scelta, questo termine moderno, in mezzo a noi, perché è fondamentale il vostro lavoro non solo per la salute dei bambini, ma perché i genitori tolgano i dispositivi informatici. Quello che diceva prima la dottoressa è importantissimo, la perdita di pudore. Tra i reati in cui incappano i minori, la maggior parte riguarda il reato di pedopornografia. Per chi non lo sapesse, la pedopornografia è l'uso, la produzione di immagine sessualmente esplicita di minori degli anni 18. Intanto il dettaglio che la pedopornografia è fino a 18 anni lo sanno solo gli addetti ai lavori, però questa non è la sede per specificare questo punto. Però vi posso garantire che l'uso e l'abuso di pedopornografia tra i nostri minori è all'ordine del giorno. Perché? Perché probabilmente quella mancanza di pudore, quella mancanza di limiti con cui stiamo crescendo i bambini, gli fa cercare sempre qualcosa di più spinto. Per questo quel sito internazionale di autolesionismo aveva tutti quei like. In Italia tutte quelle fonti che cercano di incitare all'autolesionismo, ai disturbi alimentari, essendo comunque reati, riusciamo a chiuderli. È chiaro che internet è un mondo internazionale, quello che vale in Italia non è detto che valga in altri paesi, quindi è chiaro che non possiamo pensare di limitare internet, perché magari l'Italia è pure brava, riesce in qualche modo a orientare i contenuti, cosa che non è possibile neanche in Italia. Per quanto la legislazione ci provi, non è pensabile che ci sia qualcuno che possa controllare quello che viene pubblicato ogni giorno su internet. Quindi dobbiamo cambiare orientamento.
non possiamo più pensare che internet sia il nostro babysitter. Io e molti di voi siamo la generazione cresciuta con la TV babysitter. A un certo punto del giorno, quando i nostri genitori erano troppo stanchi, ci permettevano di guardare la TV e riuscivano ad avere il loro spazio di pausa. Era uno spazio di pausa limitato perché la TV dei ragazzi, dei bambini, aveva un orario per cui non potevi andare oltre perché poi i contenuti non erano interessanti. Ora le dinamiche sono cambiate. Intanto l'età babysitter è scesa, mentre prima si cercava comunque di dare conto al bambino almeno fino agli 8-10 anni. Ora vedo già culle con il tablet e il bambino in culla che riesce a gestirlo. E a me mi angoscia, lasciando perdere i problemi fisiologici che saranno gravissimi e che questo bambino si porterà fino all'età adulta. Il problema è quello che rischia quando arriverà a scuola, qual è il suo approccio con i contatti online. Noi ci occupiamo di adescamento online. L'adescamento sta cambiando. Fino a 5-10 anni fa la norma era che l'adescatore doveva studiare, doveva impegnarsi. Il grooming, cioè nient'altro che prendersi cura, era una persona che faceva studi di psicologia, faceva studi di ingegneria sociale per carpire la fiducia del bambino e portarlo a fare quello che voleva. Quindi doveva creare strumenti appositi, doveva fare profili social volutamente ammiccanti a qualcosa che al bambino interessava. Quindi si spacciava per procacciatore di calciatori, modelle, si spacciava per un coetaneo, per una coetanea, intratteneva un contatto di amicizia per mesi prima di cominciare a fare qualcosa di anomalo. Ora l'adescamento è cambiato, ora sono i minori che si propongono, ora sono i minori che sanno che chi c'è dietro è adulto. Nella maggior parte dei casi, ormai lo dicono, sì ho 40 anni, sì ne ho 35, sì ne ho 50. Prima almeno si nascondevano dietro un profilo falso. Quindi, che vuol dire questa cosa? Seppure i criminali stanno cambiando approccio. Vuol dire che stiamo crescendo una generazione di persone, di bambini che trovano normale qualsiasi cosa, trovano normale approcciarsi con un adulto per parlare di un videogioco invece che parlare di una partita di calcio. Se penso che fino a qualche anno fa c'era una separazione netta tra bambini e adulti, per cui questa cosa di parlare a un adulto con questi toni era molto difficile, per cui un adulto doveva impegnarsi per riuscire a coinvolgerlo. Ora non è più così. Per quel problema di mancanza di pudore? Penso proprio di sì. Penso che questa generazione amicale, che permette di vedere tutti i video, tutti i contenuti che piacciono al bambino, qualsiasi cosa, poi alla fine qual è il limite? Se da un bambino di 3 anni, 4 anni è abituato a vedersi tutti i video di YouTube dei cartoni che vuole, che differenza c'è tra un cartone e un altro contenuto per adulti? Per un bambino di 5 anni nessuna. Se poi trova qualcosa di interessante, per questo è fondamentale quello che diceva la dottoressa prima. Bisogna partire dall'asilo e anche prima, perché gli adolescenti, noi ci andiamo a parlare con gli adolescenti e puntiamo alle loro scelte, perché nessuno li ha informati di quello che rischiano. Nessuno è andato a dirgli: vedete che fare video della vostra vita vi pone un rischio. Perché sì, io mi occupo di repressione dei reati, però io agli adolescenti gli dico: vedete che il vostro video della vostra bravata, che magari non è reato, magari non è neanche così grave, vista al di fuori di quel contesto, vi può escludere un'offerta di lavoro, vi può escludere una storia importante magari perché la famiglia di lei o la famiglia di lui vede quel video in cui stavate facendo una stupidaggine, e anche i vostri figli. Io ricordo qualche anno fa un incontro per genitori, una ragazza, una donna di 25-26 anni, che ha alzato la mano quando si parlava del problema della pedopornografia e del fatto che una volta che un contenuto è su internet non c'è modo di eliminarlo. Perché sì, noi abbiamo il tasto elimina tutti, ora esistono le tecnologie alla 007,
Questo messaggio si autodistruggerà tra 5 secondi, 4 secondi e poi sparisce, ma la tecnologia non è fatta per sparire, la tecnologia è per lasciare traccia, per salvare, per la ridondanza dei dati. Quindi magari io mi fido che il social, se gli dico elimina quel contenuto, lo fa, perché il social ha un interesse economico. L'ha detto perfettamente prima la dottoressa, quello che noi abbiamo è studiato. Ci sono psicologi che studiano dietro come rendere il social accattivante in modo da avere clienti, ma è normale, anche tutti fanno così, quelli che hanno un bisogno di economicità. Ci sarà un motivo che Meta, prima degli ultimi scelte, era fra le prime 5 potenze mondiali. Meta sarebbe Facebook, che ha cambiato nome per cercare di svecchiarsi da questo profilo legato a noi anziani. Fa ridere che un quarantenne dice noi anziani, ma è la verità, perché stiamo creando vari livelli di differenza tra loro e noi, cosa sbagliatissima. Io non posso pensare di educare mio figlio a 3 anni, non ti do il cellulare, e poi vede me 24 ore su 24 col cellulare in mano. O io gli spiego, sto facendo questa attività per lavoro, sto facendo quest'altra cosa che non è adatta a te, e allora il bambino capisce. Noi pensiamo di avere a che fare con delle persone stupide. I bambini di 3 anni capiscono se uno gli parla, anche quelli di 2, anche quelli di 0. Non c'è bisogno di fare le vocine, non c'è bisogno di... C'è bisogno solo di perdere tempo. Nessuno ci ha obbligato a essere genitori. Nessuno ci ha obbligato a fare una famiglia e avere dei figli. Se vogliamo il bene dei nostri figli, e penso che qualsiasi genitore vuole il bene del loro figlio, deve fermarsi un attimo. Deve anche solo la cosa stupida di guardare il video mandato da un parente sul cellulare va limitato. Perché poi la differenza tra un video, una foto di famiglia e un video social, qual è? Come fate a spiegare a un bambino di 3 anni che sì, sto usando, vediamo questo video, poi a un certo punto ci fermiamo perché è troppo? O i limiti vengono dati prima, o quando si arriva a 14-12 anni è normale chattare su un social con un adulto, è normale parlare sessualmente esplicito con un adulto. L'adulto sta commettendo un reato grave e quindi quando lo individuiamo, e la maggior parte delle volte l'adulto neanche lo sa di fare un reato. Ultimamente ci è capitato di avere a che fare con ventenni, trentenni che avevano trovato queste bambine, perché 13 anni, 12 anni per me sono bambine o bambini, io non ci sono differenze sessuali sui predatori, è importante saperlo perché c'è sempre quello che pensa la bambina è più predisposta, il bambino no. Ovviamente anche i predatori hanno gusti sessuali e quindi tutti possono essere obiettivo. Eppure questi ragazzi di 20-30 anni lo facevano alla luce del sole. Sì, ma lei mi ha visto, lei mi ha scritto, lui mi ha scritto, io gli ho dato appuntamento, ci siamo visti. Vuol dire che questi bambini 12, 11, 13 anni sono abituati a parlare anche della sessualità, che è una cosa giusta se fatta in un modo vedi che ci sono delle cose che devono rimanere intime. Io poi lascerò la parola a persone più idonee di me di parlare di questa cosa, però vi posso garantire che avere a che fare con bambini che trovano normale la diffusione di video vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Io ricordo il primo incontro che ho fatto nelle scuole quando sono entrato alla polizia postale quasi 10 anni or sono, una bambina di prima media di una zona benestante di Venezia, quando ho spiegato con un linguaggio ovviamente meno crudo che l'intimità è loro e deve rimanere loro e che non va mai fotografata o filmata perché quello che rimane sul cellulare ne perde il possesso, io poi cerco di farli riflettere anche che anche se non lo invii, tu comunque ti esponi a un rischio. Noi abbiamo fatto un'attività perché 2 ragazzi hanno filmato un video di questo tipo,
non l'hanno condiviso sui social, lo hanno lasciato nel dispositivo, nella memoria, eppure quel video è girato, perché il cellulare è rimasto incustodito, i compagni lo hanno trovato e se lo sono mandati tra di loro. Quindi comunque, anche senza condividerlo, il rischio che quel video faccia una strada diversa è altissimo. Eppure questa bambina di prima media ha alzato la mano davanti a tutti i compagni dicendo: ma se chi ha fatto quel video era d'accordo che venisse diffuso, non è sbagliato. Quindi per lei era naturale che si facessero video intimi e che venissero diffusi col permesso dell'avente diritto. Ora, dobbiamo fare un passo indietro. È chiaro che a questo punto, anche perché, come spiego nelle classi, una volta che un video pedopornografico viene diffuso, la vita cambia per questi ragazzi. Loro pensano di no. Loro pensano di essere ovviamente No, a me non succede niente. Io ricordo che una volta una scuola ha sbagliato, perché noi parliamo al biennio delle superiori, e ci ha mandato a un evento di polizia postale una quinta, tutti maggiorenni, e quando ovviamente ne ho approfittato, mi sono anche divertito di più del solito perché erano tutti adulti, quindi abbiamo fatto un discorso molto più aperto e ovviamente il ragazzo, definiamo il galletto della situazione, diceva: vabbè, qual è il problema se i miei compagni vedono il mio video, tanto io sono bravo, tanto io qua, tanto io là. Io gli ho detto: ok, secondo te il tuo amico accanto a te non trova un difetto fisico nel tuo video, non trova una cosa per cui prenderti in giro e tormentarti? Ha cambiato sguardo. Noi dobbiamo educarli prima che arrivino all'età adolescente, che l'intimità deve essere loro, che se qualcuno gli fa domande strane devono parlare. Una nostra sezione ha fatto un'attività bellissima, abbiamo arrestato qualche anno fa un adescatore che fra l'altro era veneto, perché un bambino, una bambina di 13 anni ha trovato anomalo le domande fatte su un social. Ne ha parlato con i genitori sono venuti a fare denuncia e da lì è partita un'attività per cui sotto casa all'appuntamento il signore ha trovato noi e non la bambina. Quindi noi dobbiamo educarli a notare gli errori, a notare queste cose. Se per loro tutto è normale, se per loro tutto va bene, li esponiamo a un rischio di varia natura. Intanto questa eccessiva pornografia, io sono un poliziotto e mi occupo di repressione e prevenzione, quindi non entrerò nel dettaglio, però non gli aiuta a gestire le emozioni. Per loro è normale condividere foto e video, però una volta che quelle foto e video fanno una strada diversa, la gestione non è più la stessa, non si torna indietro, non si cambia scuola, città, perché diventa virale. Ci sono aziende che cercano di capire come un video diventa virale al fine di guadagnarci. Però state sicuri che se è un video di quella natura sicuramente diventa virale, sicuramente va fuori dalla linea prevista, perché il nostro ufficio è pieno di ragazzi che dicono: ma io l'ho mandato solo al mio fidanzato, io l'ho mandato solo al mio migliore amico, io l'ho mandato solo a lui di cui mi fidavo, e anche quello di cui si fidava l'ha mandato solo a una persona di fiducia, solo che in 5-6 giri è arrivata a tutto il mondo. Ma in questo gli adulti devono cambiare regime. Io ricordo con orrore, l'anno scorso era un'attività per ragazzi, mi squilla il cellulare, ho lasciato il partè probabilmente a Irene o a qualcun altro della squadra, ed erano due presidi diversi, due dirigenti scolastici diversi, e mi chiamavano per problemi sulla chat dei genitori. Una stava diffamando un professore perché è considerato pazzo, un'altra si era convinta che la figlia di seconda elementare era stata chiusa in uno sgabuzzino per punizione.
e stava facendo l'impossibile in quella chat. Peccato che quella scuola non ha ripostigli, quindi non è tecnicamente vero. Noi dobbiamo anche imparare ad ascoltare i nostri figli. È chiaro che la percezione della realtà la vivono in modo diverso, quindi prima di partire a spada tratta dicendo mio figlio ha detto che così è impossibile che sia stato lui perché mio figlio è bravo, ascoltiamo gli insegnanti, ascoltiamo i compagni di classe, impariamo ad ascoltare. Siamo passati dai due opposti, il figlio ha sempre torto al figlio ha sempre ragione. Magari c'è la via di mezzo, magari c'è il vediamo quello che sta vivendo. Quando noi dobbiamo avvertire i genitori o che il figlio ha fatto una cosa stupida o che il figlio è stato vittima di un reato, l'80% dei genitori dice è impossibile sia stato mio figlio, sia in entrambi i casi, sia la vittima sia l'autore. E finché non gli diamo la prova provata, continua a negare l'evidenza. No, non è possibile sia stato mio figlio, e con la prova provata dice no, sono stati compagni, e poi attacca la scuola. Ogni tanto mi chiama qualche dirigente scolastico, qualche responsabile ufficio territoriale, perché hanno lettere di avvocati che minacciano di denunciare la scuola per chissà quale comportamento. Questa cosa deve finire. Non è pensabile che si proceda in questo modo e che non ci sia un contatto scuola, famiglia, polizia. Non è più credibile che la scuola non faccia il bene del ragazzo. La scuola è stata, in questo momento vive come tutte le istituzioni, polizia, sanità, un attacco. Non c'è altro modo per definirlo. E sono le 3 istituzioni, 4 istituzioni più importanti dello Stato. Sanità, scuola, polizia sono la vita dello Stato, sono quelli che permettono a noi di stare sereni da tutti i punti di vista. Eppure c'è un attacco perché per qualsiasi motivo, ed è chiaro che il ragazzino, se sente sempre che parliamo male delle forze dell'ordine, parliamo male della sanità, parliamo male delle scuole, è chiaro che lui crescerà con questa idea. Quindi in famiglia dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni, poi se sbaglieranno pagheranno, perché comunque nessuno di noi è non imputabile, sfortunatamente, quindi se facciamo errori è giusto che paghiamo per i nostri errori. Però in questo momento c'è un attacco anche mediatico, l'ha detto prima l'assessore, stiamo dando voce alle cose che non fanno bene. Che senso ha pubblicizzare tipi di lavoro che sono rari, ma probabilmente remunerativi, però rari, e dare l'idea che chiunque può fare quello nella vita? Sfortunatamente non tutti riusciamo a sopportare l'emotività di una nostra immagine diffusa in internet. Eppure stiamo facendo credere che è facile sopportare che un'immagine intima sia accettabile. Se noi consideriamo normale che chiunque può fare soldi con la propria immagine intima, perché dobbiamo negare a un bambino di 12-14 anni di fare altrettanto? Se non gli spieghiamo qual è il rischio a cui si espone. Perché la legge della Francia può funzionare, non so come, perché c'è già una legge europea per cui i social sono vietati ai bambini sotto i 13 anni. C'è già. Se andate in una classe sotto i 13 anni e chiedete, magari non noi in divisa perché magari hanno remore, ma chiedete quanti di loro hanno un social, vedete che sotto i 13 anni quasi tutti hanno un social. Quindi la regola, la legge. E se poi chiedete ai genitori, non noi perché magari hanno remora di alzare la mano, quanti genitori hanno aiutato il figlio a creare il profilo falsificando la data di nascita, vedrete che una buona parte dei genitori ha aiutato il figlio a creare il profilo. Se gli educhiamo alla minima trasgressione della norma, guarda, questo social mi dice che sono nato, siamo nel 2023, sono nato nel 2010, non mi posso iscrivere.
Ah, beh, non ti preoccupare, metti il Senato del 2008. Già quella trasgressione mi permette di fare qualsiasi trasgressione. Se io non rispetto la cintura, i semafori, le strisce, come posso sperare che mio figlio le rispetti? È la stessa cosa, le regole sono fatte perché noi cerchiamo di svirgolare. Se non ci fossero gli autovelox in autostrada, io non so cosa potrebbe succedere. Lo stesso vale per il bambino, le regole vanno date, le scuole, noi le invitiamo sempre a mettere nel contratto scuola-famiglia le regole sull'uso dei dispositivi e di mettere che se il ragazzino viene individuato col cellulare lo prendano in consegna, non lo sequestrano. Sequestrare lo possiamo fare solo noi, è solo su iniziativa o parere dell'autorità giudiziaria. Però il docente, se il genitore ha accettato il contratto scuola-famiglia e il regolamento d'istituto, può prendere in consegna il cellulare. Ed è necessario che questi bambini rimangano distaccati dai social per almeno 6 ore nella loro vita, la notte e così via, perché poi, quando diventano adolescenti, si espongono a dei rischi che il mio ufficio è abbastanza a conoscenza, perché è normale per loro produrre materiale pedopornografico. Sappiate che fino a 4-5 anni fa la pedopornografia per cultura è composta da 3 reati: produzione, diffusione e detenzione. Ovviamente la produzione è il più grave. Da qualche anno è cambiato l'orientamento dei giudici. Prima la produzione veniva data dai default, ora se il minore ha prodotto il filmato spontaneamente, senza costrizioni, senza nessuno che l'ha in qualche modo minacciato, estorto, oppure gli ha mentito, la produzione non viene considerata, perché si sono accorti, e il mio ufficio ne è a conoscenza, che se no dobbiamo denunciare per produzione una buona parte degli adolescenti e ancora più piccoli. Stiamo abbassando l'età in cui regaliamo un dispositivo connesso a internet. Ci siamo illusi che il tablet non è un cellulare, non so per quale natura, perché sinceramente il tablet e il cellulare sono la stessa cosa, hanno la stessa tecnologia, hanno lo stesso sistema operativo, quindi non capisco per quale motivo il tablet è buono e il cellulare è cattivo, quindi magari al bambino di 3 anni diamo il tablet perché il cellulare è troppo piccolo. So che i regali già ormai in seconda, terza elementare quasi tutti hanno un telefonino, e per quelli che vogliono avere il figlio sotto controllo H24 e usano quest'alibi morale per regalargli un cellulare, vi informo che esistono i cellulari come quelli che abbiamo visto nelle slide di prima, cioè quelli che permettono di chiamare e mandare SMS. Costano pochissimo. Ci sono? No, voi mi dite che vostro figlio di 8 anni, 10 anni ha bisogno del cellulare perché dovete sapere dov'è, perché questo è l'alibi morale che mi dicono i genitori quando li incontro, perché io sto parlando di bambini sotto i 12-13 anni, perché poi da lì in poi è il genitore che deve valutare la maturità per cui dargli un dispositivo, però dubito che ci siano bambini sotto i 12 anni che siano in grado di gestire un cellulare. Però questa è una cosa educazionale, quindi io non entro nel merito. Però se l'obiettivo è devo sapere dove è mio figlio, se sta male, perché siamo diventati delle chiocciole, perfetto, dategli il cellulare che fa da cellulare, SMS e chiamate e siete a posto. Se invece la scusa è quella perché poi vostro figlio fa i capricci, sappiate che vi state esponendo a un rischio. Non c'è nessuna legge che vieta a un genitore di dare il cellulare al figlio da 0 a 18 anni. Però è giusto che i genitori sappiano che si stanno esponendo a un rischio. Si stanno esponendo a un rischio che questo bambino cresca pensando che fare video sia normale, per cui farà il video di quando fa stupidaggini col motorino, farà il video di quando fa goliardate con gli amici e poi questi video verranno diffusi tra di loro.
E secondo voi, lasciando perdere se fanno reati perché li individuiamo e lì abbiamo la prova dell'azione fatta, quindi i colleghi della Statale hanno fatto un bel po' di attività su video di, non posso usare il termine, mi viene in mente, che con le telecamere sulle macchine o sulle moto fanno reati al volante, le pubblicano sui social e poi qualche giorno dopo si trovano la patente revocata e multe e quant'altro per magia. Vi lascio con un ultimo pensiero, perché l'ideale sarebbe che passassimo il messaggio a noi adulti e al minore che non c'è confine tra reale e virtuale. Quello che faccio online ha la stessa valenza di quello che faccio ogni giorno. Noi stiamo convincendoci sempre di più che c'è questa differenza. Io magari al bar non dico questa cosa, poi su WhatsApp la dico. No, ha la stessa valenza, anzi su WhatsApp è amplificata. Il messaggio che diamo e che mi piace dare ai ragazzi e ai genitori è di fermarsi un attimo. Il cellulare, lo smartphone, il tablet sono nati per darci la velocità di azione e noi non sappiamo più cos'è la pazienza se siamo in caricamento e quindi siamo portati a cliccare, a condividere e a commentare. Invece no, dovremmo imparare a limitare la potenza di calcolo del nostro dispositivo di 3 secondi. Prima di condividere, commentare, fare una foto, fare un video, vorrei che fosse diffusa, vorrei che mi rappresentasse. Qui ho un parterre di medici e insegnanti e vi dico, voi dovete essere nei social, perché dovete diffondere le informazioni vere, non le bufale che girano tanto. Però è chiaro che il nostro essere nei social deve essere un uso consapevole. Non possiamo dare voce al nostro stomaco, ma dobbiamo essere presenti con l'informazione reale, quella che sappiamo essere certificata. Quello che pensiamo ce lo teniamo per il nostro circolo ristretto. Vi ringrazio per l'attenzione.